Bentornati a Buongiorno Verona Live, sono le 12:14 e siamo in diretta sul canale 640 del Digitale Terrestre e sulla nostra pagina Facebook Teleradio Adige e siamo qui con i nostri primi ospiti. Diamo il benvenuto a Luca Corradi e Roberto Furini di Verona 91, benvenuti. Grazie, ciao a grazie. tutti. Allora, Verona 91 cos'è? È una squadra di calcio a 5 storica, perché avete festeggiato i 30 anni proprio lo scorso 14 settembre e allora direi che possiamo partire con la trasmissione dando qualche cenno storico, insomma, di questa squadra. Sì, allora è una squadra che nasce fondamentalmente da un gruppo di amici di quartiere, quindi quartiere Golosine, che dà seguito poi a squadra di calcio a 11 e all'inizio degli anni 90 fonda questa squadra di calcio a 5 nel periodo in cui lo sport stesso sta crescendo. E da lì iscriviamo la squadra in Serie D e da qui parte la nostra storia, ovviamente, vincendo il primo campionato, accedendo alla categoria superiore e ci troviamo qui a distanza di 30 anni che siamo ancora vivi. Beh, meno male, direi. Tra l'altro tu storico capitano, insomma. Storico capitano, sì, certo, con la mia età, ma insomma sono ancora vivo e vegeto e calco ancora i campi. E da quant'è che sei capitano, insomma, diciamolo? Vabbè, io dei 30 anni ne ho fatti 28. Mamma mia! Per cui, ecco, direi che un pezzo di storia quantomeno l'ho scritta. Sì, assolutamente sì. E Luca, insomma, tu invece sei il presidente di Verona 91, insomma, questi 30 anni per te cosa significano? Beh, intanto ne ho fatti 20, perché sembro giovane, no. Ma non lo sono così tanto. Ne ho fatti 20 e sono arrivato come quasi tutti dal mondo del calcio a 11 e avevo 19-20 anni, insomma, quindi si prova a cambiare strada. Mi sono trovato con loro e ho visto che erano subito un bel gruppo, era un altro sport perché il calcio a 5 si discosta molto dal calcio a 11, però mi sono innamorato subito. Tra l'altro loro vedevo che avevano questo gruppo unito, poi mi hanno coinvolto sempre di più e è una storia che portiamo avanti e vogliamo portare avanti ancora. Ecco, calcio a 5, insomma, ne abbiamo parlato forse una volta, ecco, nel corso di questa trasmissione. Diamo qualche cenno anche di questo sport, perché giustamente, come sottolineavi tu, è completamente diverso dal calcio a 11. Esatto, diciamo che si avvicina forse come movenze più al basket, ecco. Perché è uno sport in cui viene richiesta esplosività di movimento, di cambi di direzione. Si gioca ovviamente in 5, per cui è come il basket, i movimenti possono essere molto simili, è logorante anche, è molto dispendioso, però noi ci divertiamo perché abbiamo un gruppo molto forte, siamo coesi dentro e fuori dal campo. Ecco, anche questo è importante. E quindi passiamo un po' a questi 30 anni. Avete fatto una bella festa con tanto di torta. Adesso vediamo anche sulla pagina Facebook insomma di Verona 91, vediamo che c'è anche questa bella torta di compleanno, ecco, vediamo qua, stupenda. Avete fatto dei bei festeggiamenti, questo si può dire? Sempre, ogni occasione è buona. L'abbiamo fatto per i 20 con tanto di libro che abbiamo scritto grazie a un archivio pazzesco che è stato tenuto nel corso appunto dei primi 20 anni. Certo. E poi abbiamo fatto anche quella dei 25, abbiamo fatto adesso 2 settimane fa quella dei 30. Però abbiamo anche altre occasioni, per esempio c'è un nostro storico accompagnatore che si chiama Sante e qualche anno fa abbiamo fatto il 60, perché era la sua festa dei 60 anni, quindi è stata anche lì un'occasione per giocare, mangiare, ritrovarsi gente che magari non ti vedi da 10-12 anni, perché non sempre quando tu organizzi riescono tutti a venire. È chiaro, certo. Abbiamo calcolato un'ottantina le persone che sono state in 30 anni nel raggio di azione della società e per esempio l'ultima domenica ce n'erano metà, quindi comunque una quarantina. Certo, ma io volevo sottolineare quello che è lo spirito della squadra, perché al di là del fatto del gioco, della squadra stessa, dei campionati che si fanno, il nostro è un gruppo veramente di amici che ha alla base dei valori molto forti, certo, sì. E tra cui anche quello della solidarietà, ecco. Infatti anche nell'occasione del 30° anniversario abbiamo voluto fare una raccolta fondi per la SD, la grande sfida Onlus, che si occupa di disabilità, insomma, è un'associazione certo, sì. che si occupa appunto di questi ragazzi. Poi anche nel corso degli anni abbiamo fatto delle adozioni a distanza, abbiamo sostenuto anche altre associazioni, abbiamo
abbiamo fatto dei tornei integrati anche con la stessa associazione dei disabili. Siamo andati in carcere. Abbiamo fatto un'attività con un'altra associazione, Progetto Carcere 663, in cui andavamo ad incontrare appunto i detenuti, in questo caso sul campo. Certo. Beh, è veramente una bella storia questa per una società, insomma, potete vantarvi anche di questo, perché sono delle belle iniziative. Tra l'altro abbiamo delle foto della squadra che probabilmente, insomma, le persone che si sono succedute nel corso degli anni. Vediamo pure le foto dalla regia, ecco qua, questa è la foto di gruppo. Questa è la prima formazione, siamo nel 1991, infatti, il primo campionato di Serie D. E chiaramente da qui è partito poi tutto. Ecco, quindi insomma effettivamente si vede anche che è d'epoca come foto. Invece adesso passiamo all'altra, vediamo, ecco qua, questa è l'ultima, si vede che è più recente effettivamente. Esatto, si vede il tempo. Ed eccoti lì in prima fila. gli anni che passano, però insomma siamo dillo, stoici. Dai, Roby, dillo. No, ma insomma i 57 ormai si stanno dimenticando, si va verso il successivo. Per cui insomma, beh, comunque complimenti, insomma, cioè non tutti penso possano vantarsi di restare in campo per così tanto tempo. Io dico sempre che non è un merito ma è una fortuna, per cui... Sì, è la squadra che ha l'affiliazione più vecchia a Verona. Tra l'altro, ripeto, è una squadra, non è una società, quindi purtroppo non abbiamo un settore giovanile, anche se sinceramente ci stiamo pensando nel ripartire un po' per dare anche questo futuro, visto che tanti hanno bimbi di quell'età e può essere utile. Abbiamo 2 o 3 allenatori in squadra, quindi si può sfruttare questa cosa. E loro hanno fatto tanti anni, fino al 2009, hanno fatto la FIGC, hanno sfiorato qualche volta la promozione in Serie B nazionale, quindi è sempre tutto autogestito e senza un euro a nessuno. Ci sono stati giocatori che per lo spirito di amicizia hanno rifiutato proposte di categorie più alte dove li pagavano per restare a divertirsi con noi, oppure meglio ancora sono andati e sono tornati. Però che bella storia, veramente una bella storia questa. Ecco, quindi adesso voi andate avanti, insomma, festeggiando giustamente questi 30 anni e trovandovi sempre a fare qualche partita, ecco. No, beh, noi attualmente siamo di nuovo iscritti al torneo di MSP, ormai già dal 2009 stiamo proseguendo con questa realtà sportiva. Ci divertiamo perché il nostro scopo è diventato questo, però sempre con i valori che vogliamo portare avanti, insomma, ecco. L'abbiamo scritto anche sulla maglietta celebrativa che sta portando Luca. È una squadra unica, è uno stile di vita il nostro e vogliamo portare avanti questo credo. Beh, fate bene e sicuramente io vi faccio un grande in bocca al lupo, soprattutto perché veramente possiate arrivare magari anche a integrare un settore giovanile, perché poi tra l'altro il calcio a 5 ne ha bisogno, insomma abbiamo visto anche l'Hellas 1903 che adesso è arrivato in A2, insomma si sta iniziando a muovere qualcosa anche per il calcio a 5 che non è così conosciuto ovviamente come il calcio a 11, come il calcio tradizionale. Magari a livello diciamo di grossi nomi, però ci sono il Veneto è il secondo polmone in Italia per numero di tesserati. Però. E quindi ci sono tante realtà, c'è il CSI, l'MSP, l'Opes, ognuno ha dalle 70 alle 90 squadre, moltiplica per 10, sono migliaia di tesserati, quindi il bacino di utenza è pazzesco. E sto parlando solo di chi è tesserato, senza parlare di chi si trova il martedì, il giovedì a fare la partitella al campetto, senza organizzare tornei e poi si beve la birra e si mangia la pizza. Quindi è sempre un pretesto per stare insieme, condividere una passione, ma soprattutto poi condividere lo stare insieme. E quello è l'importante. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qua miei ospiti e insomma complimenti per quello che fate, in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie a voi. Viva il lupo. Bene, e allora anche noi vi salutiamo, spazio alla musica, tra poco poi il GR locale e poi un nuovo ospite.